Bene, grazie alla piattaforma Veneto Globe abbiamo messo in moto una serie di trasmissioni, di interventi da parte di imprenditori, di aziende, di associazioni per dar voce al territorio, per sentire, capire come si vive in questo momento di grande problema dovuto all'epidemia del coronavirus. E in linea abbiamo Marzia Breda, che è contitolare della gioielleria Breda Conegliano e presidente della Federpreziosi della provincia di Treviso, nonché vicepresidente dell'Ascom di Conegliano. Ciao Marzia. Ciao a tutti. Ciao. Allora Marzia, sicuramente tu ricopri un ruolo importante nell'ampia area del Trevigiano, essendo presidente della Federpreziosi, di un settore che già in crisi con questo problema, con questa pandemia, penso abbia subito un grave colpo. Come la vedi dal tuo punto di vista, dal punto di vista anche dei tuoi associati e delle attività commerciali che tu segui anche in Conegliano? Allora, io in questi giorni ho avuto la possibilità di tenermi in contatto sia con i presidenti e vicepresidenti d'Italia di Federpreziosi e ovviamente con i miei colleghi. La situazione non è sicuramente delle più piacevoli, questo un po' per tutti, diciamo. Noi ovviamente vendiamo un qualcosa che è assolutamente superfluo, cioè nessuno ha bisogno del nostro articolo. Quindi adesso come adesso stiamo vivendo tutti per chi aveva accantonato qualcosa per fare degli investimenti, sta usando quel qualcosa per pagare nel limite del possibile giustamente i nostri fornitori, perché anche loro a monte hanno dei pagamenti e quant'altro. Chi purtroppo non aveva avuto la fortuna di accantonare qualcosa deve rimettersi alle banche e ovviamente poi dovrà pagare interessi su interessi, per quanto bassi comunque sono sempre una valanga di interessi, ma credo che molti di noi non ce la faranno, nel senso che probabilmente i più grossi sì, quelli un po' più piccoli c'è il sentore che comunque non riusciranno a far fronte nel 2020 e tantomeno nel 2021, perché a noi sono state tolte tutte quelle che sono le date importanti in cui noi viviamo, battesimi, cresimi, matrimoni, cioè comunioni, qualsiasi cosa. Noi vivevamo su questi eventi che ovviamente non ci saranno e non so nemmeno se li faranno poi a settembre, a ottobre, a novembre, quindi ci viene a mancare anche il motivo per cui noi lavoravamo. Da parte nostra ovviamente c'è la grande forza di rimetterci in piedi con tutta la nostra professionalità, tenendoci alle norme di legge, però ovvio che entra la persona contingentata, la mascherina, coi guanti, sarà difficilissimo rimettersi in piedi per quanto riguarda noi, ma questo un po' per tutti. E un'altra cosa, vabbè, a parte la presa in giro dei 600 euro alle partite IVA, ma non vi dico niente di nuovo. Vergognoso. Quando abbiamo fatto richiesta della cassa integrazione, perché noi abbiamo 7 dipendenti, per alcuni ci è stato caldamente consigliato di anticipare noi i soldi che poi ci verranno detratti dai contributi nel tempo, quindi è la presa in giro sulla presa in giro, quindi tutti quanti abbiamo questa situazione. Ovvio che noi non vendiamo il cibo di cui hai bisogno o beni di prima necessità, siamo proprio l'ultima ruota del carro, quindi sarà abbastanza difficile. Oltretutto nel nostro settore i diamanti hanno avuto il mercato dei diamanti ha avuto un calo del 7,5%, quindi noi ci ritroviamo con un magazzino svalutato. L'oro è sceso, abbiamo comprato a 48, poi è andato a 45, adesso a 42, 45, 46, quindi ci ritroviamo anche con un magazzino che vale meno di quello che abbiamo pagato, quindi abbiamo un'ulteriore perdita. La vedo un po' duretta, sinceramente. Io sono una persona molto positiva, per amor di Dio, però è abbastanza dura, questo sì. Ma È vero che ma il comune mezzo gaudio, cioè tutti quanti hanno questo problema, però ognuno poi guarda il suo piccolo orticello, questo è sicuro. vedo che quello che tu trasmetti, diciamo,
tranquillità, quella pacatezza con la quale esprimi la tua posizione è drammatica, ma nello stesso tempo un po' rassicurante. Diciamo, dobbiamo tirarci su le maniche. È pur come sempre. vero, Marzia, che il settore non è un bene di prima necessità, per carità, però è un Sì. settore di sostegno dell'economia in Italia molto importante, perché Ah, beh, occupa questo sicuramente. migliaia e migliaia di posti di lavoro, perciò è importante come settore, molto importante. Mm. Questo sicuramente sì, perché comunque dopo noi abbiamo tutto allora, a parte che tramite noi comunque ci sono anche le vendite dell'oro per investimenti e tante altre cose che comunque conosciamo. Però siamo in tanti, cioè solo a Conegliano siamo, mi pare, 15, quindi ogni attività ha dei dipendenti, non siamo comunque gioiellerie piccole, perciò ci sono tanti posti di lavoro che eventualmente salterebbero, perché è vero che una volta la gioielleria era un po' più solo a livello familiare, quindi c'era madre, padre, figlio, si tramandava e si tramanda ancora così, però nel tempo ci siamo ingranditi, quindi io comunque mi relaziono quasi sempre con realtà simili alla mia, ma anche molto più grandi della mia, dove comunque i dipendenti sono minimo 10, hanno 3-4 negozi, se salta decisamente tanto. Il problema è che nessuno di noi sa che cosa ci troveremo quando riapriremo i negozi. Ecco, dal punto Sicuramente in quanto veneti abbiamo la forza di andare avanti perché i nostri genitori ci hanno cresciuto così. Noi crediamo in noi stessi e questo sarà quello che ci porterà ad andare avanti. i E nostri speriamo bene genitori per tutti col cuore. I nostri genitori erano dei combattenti veramente Madò, lì è stata costruita l'economia dell'Italia con i nostri genitori. E assolutamente sì. in tutti i settori, non soltanto nel settore che era un settore artigianale, cioè quando è partito tuo padre era un artigiano, riparava gli orologi, cioè, Parlavo con mia mamma l'altro giorno. Sì, ecco, sì, perciò sì, proprio questo. conosco bene il settore perché ho girato tutta l'Italia nel settore. Madonna. Dal punto di vista umano, dal punto di vista della malattia, come la vedi? Cioè, siamo stati preventivi, siamo partiti in ritardo nel mettere in sicurezza le persone. Come stanno Allora, vivendo, secondo te, oggi gli italiani, non solo i coneglianesi? io sono dell'idea che dovevamo partire prima e subito una chiusura totale. Ci siamo trascinati una situazione perché noi italiani vogliamo sempre poi qualcosa in più, ma no, non togliermi questo, non togliermi quello. Possiamo vivere benissimo senza tantissime cose, in questi giorni ce ne stiamo accorgendo stando a casa. Dovevano, secondo me, la classe politica che abbiamo al di sopra di noi. Io non ho mai fatto politica in vita mia, non amo particolarmente farla, però dovevano avere, come si dice, il coraggio, per non dire altri termini, usare altri termini, di prendere decisioni più drastiche e subito, perché avremmo contenuto di più e i tempi si sarebbero accorciati. Io non credo che prima di fine maggio, giugno noi usciremo e riprenderemo a lavorare, intanto trascineranno le cose in avanti, perché comunque finché i casi sono tanti è praticamente impossibile tornare fuori e dire vabbè apriamo i negozi, ma cioè, le aziende sì, i negozi dopo, i bar alla fine. Quando tu darai la possibilità alla gente di uscire, l'aggregazione avverrà anche in cimitero, cioè si compreranno la bottiglia per festeggiare con l'amico e ci sarà aggregazione praticamente ovunque. Quindi aprite le gabbie, ragazzi, sarà una cosa che non si potrà contenere. Quindi c'è troppa voglia di uscire, è una cosa pazzesca. Io Però secondo me siamo partiti tanto tanto in ritardo, quello sì. ho sempre sostenuto anch'io quello che stai dicendo te, e poi mi viene risposto che col senno di poi, no, col senno di poi. Io No. sono convinto dall'inizio e sono convinto tuttora che se partivamo 15-20 giorni prima probabilmente avremmo comunque limitato i danni. Non posso
dire che saremo fuori dalla crisi, ma avremo comunque limitato i danni. E quelli erano limitati molto, sì. E quelli Sì. che ci deridevano in Europa oggi ci stanno ripensando e stanno pensando che noi siamo comunque stati, pur nel ritardo, un esempio per tutto il mondo. Ho avuto la fortuna di fare un colloquio con delle persone che comunque hanno anche degli agganci politici e sono fonti sicure. Quindi già da ottobre dell'anno scorso c'erano le prime avvisaglie, abbiamo trascinato all'inverosimile, cioè noi già a gennaio dovevamo essere a casa e non sono fonti tanto per dire. E sono sicuramente dell'idea che ne stanno approfittando e vediamo adesso quello che faranno con la comunità europea, ci metteranno un debito che ci attaccherà qua. Cioè noi abbiamo bisogno, ma tutte le attività, abbiamo bisogno di liquidità, di non pagare le tasse. So che è un'idea utopistica perché non lo faranno mai, però se non c'è liquidità e non c'è lavoro, io non ti posso nemmeno pagare le tasse. Dovrebbero azzerare tasse, qualsiasi cosa, e dare liquidità e dare la possibilità di respiro per questo polmone, deve iniziare a respirare di nuovo per rimanere in tema. C'è poco da fare, inutile che ce la raccontiamo la storia dell'orso, se no è un cane che si mangia la coda, nulla di più. Certo, Marzia, io vorrei chiudere mandando un grande abbraccio, anche se è retorica, ma lo facciamo, a tutte quelle persone che vivono in prima fila questa grave situazione, i medici, gli infermieri, i paramedici, la protezione civile, quelli che sono anche sul posto di lavoro perché qualche industria continua a produrre. E anche se è retorica vorrei che mandassimo questo messaggio. E poi vorrei chiedere a te, poi chiudi te, di tenermi una finestra aperta perché mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata e potremo comunque io e te essere utili, tutti siamo utili al mondo, ma io e te essere utili al nostro settore, al settore nel quale traiamo i nostri benefici, ma anche alle persone che lavorano nel nostro settore e anche nell'industria e nell'artigianato in special modo. Assolutamente sì. Io allora concordo con te appieno che un grande grazie, e grazie è una parola molte volte che usiamo un po' così troppo facilmente. Un grazie sentito è tanta roba, come uso dire io. Veramente a chi si sta adoperando per la salute di tutti noi, perché loro rischiano in primi e sono obbligati a farlo e starebbero volentieri a casa. Devo dire la verità che lo farebbero molto molto volentieri. Un grazie alla protezione civile, a tutti quelli che veramente si stanno spendendo all'inverosimile, perché loro sono quelli che tengono in piedi tutta la struttura e ci danno la possibilità di guarire. E io assolutamente sono disponibile a collaborare in tutto e per tutto, non solo per il nostro settore, perché comunque facendo parte anche di Conegliano in Cima, come sei tu, essendo uno del direttivo, comunque noi dobbiamo seguire tutti i settori, dall'abbigliamento ai bar, a tutto quanto, e quindi in tempo reale ogni giorno ci aggiorniamo per vedere com'è la situazione, ed è fondamentale farlo perché attualmente siamo tutti uguali e tutti nella stessa barca. Stamattina la prima telefonata delle ore 7 era mi avevano chiamato per il discorso dei proprietari, perché alcuni non accettano di abbassare gli affitti o di toglierli. Io sono stata fortunata perché il mio me l'ha anche tolto fino a data da definirsi e lo ringrazio infinitamente, però molti invece non hanno questa fortuna e quindi voglio dire c'è anche quell'aggravante. E quindi guarda, piena disposizione, io vi ringrazio infinitamente per la possibilità che mi avete dato di esprimere una mia opinione, che è mia ma anche dei miei colleghi, e grazie di quello che fate per tutti noi, grazie di cuore veramente. Grazie a te, un grande abbraccio, grazie a Veneto Globe e Voci da, e ci troveremo ancora in seguito. Grazie di cuore, buona giornata. Abbraccio alla famiglia, ciao. Assolutamente sì. Ciao. Ciao.